PH questa sera negli studi di Radio Popolare con Max Pezzali. Benvenuto Max. Grazie a voi dell'ospitalità e insomma sono molto felice di essere qui. Noi siamo felici di averti qui. Sappi che stiamo per cominciare un tour de force di domande perché siamo curiosissimi di scoprire un sacco di cose su di te, sull'ultimo lavoro che hai fatto, che ci tira un po' in mezzo con certo. del rap, no? In qualche modo. Però partiamo sempre con le domande per farti sentire un po' a casa qua a WH, quindi piatto preferito. Piatto preferito, dunque in generale le paste ripiene, ravioli, diciamo come concetto, le paste ripiene, il raviolo, agnolotto, tortellino, tutte le declinazioni. Squadra del cuore. Squadra del cuore, ahimè, vabbè, l'internazionale, però insomma che non dà tante soddisfazioni, però insomma vabbè. Gli ultimi anni siete anche un po' presa. Sì, vabbè, situazioni un po' particolari però. Ecco. In che città vorresti vivere? Città sicuramente New York City. Che cosa sognavi di fare da grande? Ma guarda, io ero uno che non aveva dei grandissimi sogni, sono sempre stato uno abbastanza così, con una visione abbastanza down to earth della vita. Sicuramente mi sarebbe piaciuto fare un lavoro non chiuso tipo in un ufficio, in uno studio, in una fabbrica. Mi sarebbe piaciuto, non so, fare il camionista, il taxista, qualcosa che permettesse di vedere un po' il mondo esterno. E il sogno del cassetto invece ad oggi? Il sogno nel cassetto sarebbe un giro del mondo in moto, cioè una di quelle cose da grandi viaggiatori, quelle robe che fanno vedere la Siberia. So di non avere né il fisico né diciamo lo stomaco per affrontare queste robe tipo predoni nell'Hindu Kush, queste cose qua che ti portano via moto, soldi e tutto. Però mi piacerebbe molto, cioè idealmente mi piacerebbe molto. A proposito invece del lavoro che fai, quando ti sei accorto insomma che sarebbe diventato il tuo lavoro? Diciamo che in linea di massima non me ne sono accorto ancora adesso perché probabilmente è una delle professioni, ma forse ringraziando il Dio, più precarie che esistano, no? Cioè è una cosa che tu oggi stai facendo questo, poi domani magari fai un'altra canzone, non piace, piacerà, non piacerà, fai il concerto, ci saranno prevendite, chi lo sa, non lo so, e quindi sei sempre appeso a questa sorta di appunto di precarietà, no? Di caducità che però ti aiuta anche a mantenerti tra virgolette giovane di testa, no? Ad avere voglia di esplorare cose nuove, di dire ma proviamo, tanto comunque dato che non abbiamo niente di acquisito e di scontato, tanto vale provare a fare qualcosa di nuovo, specialmente in questi tempi. Che musica ascoltavi da ragazzo? Qual è il genere che ti ha cresciuto musicalmente? Ma diciamo che tantissime cose, sono partito come molti nerd della mia generazione, sono partito dal metal, sono passato attraverso il punk diciamo dell'ondata 82, insomma GBH, quelle robe lì, no? Exploited e poi sono arrivato a scoprire il rock mainstream americano, addirittura a scoprire dopo gli Stones o i Beatles, cioè ho fatto il percorso un po' inverso. E per me la grande, però avendo appunto questo tipo di impostazione punk, la grande rivoluzione per me è stata l'hip hop nella metà degli anni 80, cioè capire che stava succedendo qualcosa di clamoroso e improvvisamente alla portata anche dei non musicisti. Ecco, a proposito di questo, diciamo che poi da lì, appunto dall'inizio della tua carriera oggi ci sono questi 20 anni e per questo hai scelto di festeggiarli con un disco che in questo caso, come diceva Consuelo, ci tira in mezzo, ovvero un po' particolare. Come mai hai scelto, appunto, a parte l'inedito inserito con Axe, di rivisitare il tuo disco proprio con la scena hip hop? Diciamo che è una cosa nata abbastanza spontaneamente durante una manifestazione in cui cantavo io, ma cantavano anche i Club Dogo, Marrakesh, insomma un sacco di artisti rap, e quando io stavo finendo la mia ora diciamo di esibizione, quindi finivo con una sorta di medley con i pezzi classici da Con un Deca, insomma quelli anni 92-93, improvvisamente, sei un mito, quelle cose lì, improvvisamente ho visto il palco invaso dai Dogo, da tutta una serie di rappers, anche eravamo a Torino, quindi anche rappers della scena torinese eccetera, che cantavano a memoria, ma proprio prendendomi il microfono cioè, dei ritornelli delle canzoni. All'inizio ho detto no, deve essere vengono per picchiarmi. Sì, questo è un assalto, cioè questo è un tafferuglio. Invece poi sapevano a memoria dei io lì per lì non ho capito bene, no? Quindi scesi dal palco, abbiamo parlato, c'era anche Axe che si era esibito, no ma guarda che tante persone che fanno parte della scena hip hop di oggi poi erano ragazzini quando usciva quest'album 20 anni fa, erano proprio piccoli e sono cresciuti, cioè è un album tra virgolette che li ha accompagnati al pari degli album rap di quel periodo.
e mi sono chiesto il perché, e probabilmente la risposta che mi sono dato è che forse quel disco lì, nella sua ingenuità, cioè i primi 883 nella loro ingenuità, nel loro essere un po' dei tamarri di paese, forse raccontavano con il linguaggio quotidiano la realtà, il metro quadro quotidiano dei ragazzi di allora, un po' come il rap fa oggi. Quindi probabilmente c'era una sorta di DNA comune, pur declinato magari in maniere completamente diverse. Qual era il tuo rapporto con i rapper italiani prima di questo momento? Io ho sempre avuto un grandissimo rispetto per la parola, cioè io credo che la canzone, specialmente la canzone popolare, insomma, non possa assolutamente prescindere dalla parola. Credo che insomma, sono sempre stato convinto che il significato è forse sempre più importante del significante, e che un testo che ti tocca è molto più importante di una bella esecuzione vocale, ecco. Ma perché credo che le canzoni siano fatte così, cioè sono cresciuto con questo tipo di visione, e quindi per me i rappers sono sempre stati i grandi protagonisti della parola, specialmente in una lingua difficile come l'italiano, no? Perché è tecnicamente difficile scrivere canzoni in italiano, è difficile rimare in italiano, è difficile non cadere in rime scontate, senza citare il cuore amore, ma comunque siamo sempre un po' lì. E credo che la grande sperimentazione sulla lingua sia sempre passata attraverso il rap, anche attraverso rapper magari impropri, cioè Jovanotti è un rapper improprio, Lorenzo, nel senso che ha cominciato col rap e poi ha fatto altro, ma la sua forma mentis è sempre quella di dividere le frasi in sillabe rap fondamentalmente. E quindi per me persone come anche appunto Axe, che ripeto per me più che un collega o un rapper è una sorta di fratello fratello leggermente minore di 4 anni più giovane. E poi appunto ho sempre pensato che Fabri Fibra fosse lo penso tuttora, uno dei più grandi autori di testi degli ultimi anni. Insomma, ci sono tantissimi nella scena rap che ho sempre rispettato, gli stessi Club Dogo, Marrakesh, quindi per me era abbastanza naturale vederli come, diciamo, compagni d'avventura in una situazione come quella del disco del ventennale. E poi il tuo disco arriva in un momento non a caso, soprattutto per l'hip hop in Italia, no? Che ha subito un'evoluzione crescente che culmina proprio un po' oggi, quindi il tuo disco la coglie ad hoc e la abbraccia. Sì, perché è una sorta di casualità non casuale, cioè è avvenuto oggi è avvenuta oggi questa commistione perché probabilmente dopo 20 anni il pop e l'hip hop si sono fusi, ma non nel senso deteriore e negativo del termine, no? Una volta pop era necessariamente dispregiativo. Oggi, anche se è un tipo di definizione che contesto un po', perché sono sempre stato convinto che un grande pop, e gli anni 80 ne sono testimoni, spesso è la punta dell'iceberg di una grandissima scena musicale sotto, che poi porta musicisti, produttori eccetera a emergere nella scena pop, ma in realtà vuol dire che c'è tanto sotto. Quando non c'è pop di livello o di qualità, vuol dire che anche sotto mancano le basi. E io credo che quindi oggi l'hip hop sia riuscito ad arrivare in maniera tra virgolette pop al cuore delle persone e a uscire dal mondo della cultura hip hop per arrivare a comunicare con ragazzi di ogni estrazione e di ogni luogo geografico o classe sociale. Quindi credo che sia una grandissima vittoria per chi lavora facendo questo. Bene, allora iniziamo a celebrarla col primo pezzo che mandiamo dal tuo disco, se vuoi annunciarlo tu. Sì, io vorrei far ascoltare a questo punto Con un Deca, fatto in collaborazione con i Club Dogo. E allora questa è Con un Deca. Ne parlavamo tanti anni fa.
E questo era Con un Deca, Club Dog e Max Pezzali. Max che continua ad essere nei nostri studi questa sera. Noi continuiamo, siamo pronti a continuare con le domande. Parlavamo un po' del rap, dell'evoluzione che ha avuto, di come ha incontrato te e in questo modo anche il pop. Il peso sociale del rap è cambiato anche negli ultimi anni, proprio a livello di messaggio. Certo. Pensi che ci siano altri generi in grado di arrivare dove arriva il rap dal punto di vista del messaggio sociale, intendo? Dunque, io credo che in questi, cioè, allora, il rap è riuscito ad arrivare, come dicevi tu giustamente, ovunque e a raccontare tutto. Cioè, il rap riesce a essere contemporaneamente musica da video con Bentley e Lamborghini e Louis Vuitton, e musica di come si dice, di impegno civile e di messaggio. Quindi nella cultura hip hop c'è un po' tutto. Io credo che oggi quello che può essere un po' fare il percorso che ha fatto l'hip hop potrebbe essere il ritorno al folk. Tutte queste partendo, non so, faccio un esempio stupido, Mumford & Sons, che però in realtà che sono inglesi, ma poi c'è un altro mondo, gli Avett Brothers in America, Old Crow Medicine Show, insomma, adesso poi quell'altro gruppo islandese che non ricordo, comunque nuovi, che hanno fatto anche un bel video, cioè, ossia questa riscoperta del folk, quindi degli strumenti a corde, tradizione folk, che però riescono a entrare nelle classifiche pop. Secondo me può essere diciamo il prossimo veicolo della diffusione di un messaggio, perché già la canzone folk ce l'ha di suo questo. Nasce, cioè la canzone folk, c'è Woody Guthrie, c'è Billy Bragg più recentemente, cioè se tu riesci a rendere quella roba lì facilmente fruibile dal punto di vista musicale, puoi far arrivare anche dei testi molto più complessi, perché ha anche una scansione metrica che ti permette di dire tante cose. Bene, veniamo a questi 20 anni di carriera che, diciamo, sono un po' celebrati appunto nel disco. C'è un aneddoto un po' curioso che ti ricordi in particolare legato proprio alla carriera più che altro? Dunque, alla carriera ce ne sono tanti aneddoti, diciamo aneddoti in generale. Ecco, io uno degli aneddoti secondo me che è sempre tra i più strani mai capitati, che un po' rappresenta il senso di incoscienza con cui abbiamo affrontato tutto. Una volta a una manifestazione, cioè a un premio, no? Si chiamava forse Vota la Voce, eccetera, eravamo, questa premiazione ci davano tipo un delegato, una roba del genere, c'era seduto di fianco a noi Fiorello e mi dice Fiorello, guarda ti presento, guarda adesso ti presento una figata, ti presento, si alza, c'è un signore che tra l'altro che a me sembrava assolutamente Nico Di Palo dei New Trolls, che io avevo conosciuto l'anno prima, nel 92, a una cena, tipo, e ho detto, ah salve, ti ricordi ci siamo conosciuti l'anno scorso, eccetera eccetera, molto piacere rivederti. Lui, ciao, me lo dice con questa faccia qua. No, sì, no, ciao, ti ricordi l'anno scorso che c'era? Ciao, e mi ristringe la mano e se ne va. Io ritorno al tavolo e dico a Fiorello, però porco Giuda, secondo me sei un po' rincoglionito, perché cioè dopo e lui fa, come sei rincoglionito? No, dico che ci siamo conosciuti l'anno scorso e non si ricordava, ma poi anche continuava a dire ciao. Cioè no, ma conosciuto chi l'anno scorso? E ha detto Nico Di Palo dei New Trolls. Fa, guarda che quello non è Nico Di Palo, è quello dei Bee Gees. Cioè io... E quindi io a questo momento di vuoto, cioè, e lì ho capito che c'era qualcosa che non andava in me fondamentalmente. Tra l'altro hai capito che i New Trolls hanno avuto successo perché assomigliavano ai Bee Gees. Probabilmente, ma io sembrava una versione 2.0 di Nico Di Palo dei New Trolls, e per anni insomma Fiorello mi ha preso in giro per questa cosa, insomma, per questo misunderstanding. Beh, insomma, questo penso possa consolare un po' tutti. Noi siamo ricchi di aneddoti fantoziani che ci scambiamo sempre nei fuori onda. Lasciamo perdere. Per fortuna non siamo noi gli ospiti stasera. Invece una soddisfazione, una grossa soddisfazione che ricordi in questi 20 anni, un momento che hai detto questo... guarda, ce ne sono tante di soddisfazioni. Per me le soddisfazioni più grandi sono quando anche la persona più defilata nel tuo pubblico, no? Magari dopo un concerto, dopo una roba, ti si avvicina e dice guarda, ti volevo ringraziare perché con la tua musica mi hai accompagnato per 20 anni anche attraverso momenti difficili, e lì ti rendi conto di come forse cioè dell'essenza di questo lavoro, no? Che il bello è proprio forse entrare nel quotidiano delle persone e accompagnarle, ed è un po' forse il senso della musica
popolare in generale, no? Il riuscire a essere un po' colonna sonora di momenti belli, momenti brutti e fare compagnia alle persone. C'è un disco a cui sei più legato? È un po' come ogni scarrafone bello a mamma, cioè in ogni momento, cioè ogni disco rappresenta un momento della vita, quindi non riesci. Sicuramente uno dei dischi a cui sono più legato è Nord Sud Ovest Est del 93, perché per me è stato, cioè ha rappresentato una cosa stratosferica, non solo come vendite di dischi ma proprio anche per esperienze che ho vissuto, andare a registrare i video cioè in Arizona, io non c'ero mai stato, quindi tutto spesato, quelle cose lì, no? Dicevo, quindi per me è stato così veramente un'epifania quello che è successo con quel disco. Invece parlavi prima di colonna sonora, qual è il disco che per te è stato la colonna sonora, uno su tutti, un qualcosa di monumentale ed importantissimo per te? Ce ne sono tanti, probabilmente è uno dei dischi più strani, perché poi quando lo dico dici vabbè, nessuno lo conosce, e sicuramente diciamo come album uno degli album più importanti della mia formazione è Call of the West dei Wall of Voodoo, che è una roba che vabbè non conosce, il cantante era Stan Ridgway, che era questa voce che poi fece anche la colonna sonora di Rusty il Selvaggio di Rumblefish con Stuart Copeland, una voce molto molto baritonale, molto forte, molto bella. Però evoca delle atmosfere un po' morriconiane, era quella new wave anni 80 un po' elettronica con le 808, cioè c'era già il mondo della musica moderna ma con tutte le chitarre un po' di Morricone, no? Quelle cose quel west immaginario dello spaghetti western, però un po' cupo, quasi dark, no? E poi vabbè, la canzone invece che a me piace di più, cioè in assoluto, probabilmente, cioè quella che mi ha emozionato di più è Fairy Tale of New York dei Pogues, perché credo che tornando al discorso dei testi, Shane McGowan, nonostante appunto la particolarità del personaggio, sia uno dei più grandi autori in lingua inglese che io abbia mai ascoltato, e quindi in quel pezzo secondo me c'è una malinconia, una gioia, sentimenti contrastanti che è difficile trovare in una canzone moderna. E invece qual è il tuo rapporto con i live? E ce n'è uno che ricordi in particolare? Anche visto, non per forza fatto. Ma a me il live piace molto, cioè nel senso a me piace molto farli, nel senso andare ai concerti, cioè mi rendo conto che andare ai concerti, cioè il rituale del palazzetto dello sport, andare a parcheggiare là in fondo, poi fare il ponticello del forum, tutte queste robe qua, mi rendo conto che è un po' scomodo per l'utente, e quindi io essendo un pigro magari vado a pochi concerti, però ecco un live che, cioè vado magari a quelli degli amici, dei colleghi, no? Capita, vai a vedere Axe perché arriva in città e quindi vai da lui perché ti senti un po' a casa. Io ecco, forse il concerto che ricordo con più stupore è stato un concerto dei Kiss al Forum di Assago con gli occhialini 3D. L'insieme di questa situazione era tipo Psycho Circus, forse il tour, cioè l'insieme dei Kiss che di fatto non erano già più una band ma erano dei personaggi dei fumetti, no? Cioè era come andare a vedere i Vendicatori, cioè gli Avengers, vai a vedere i Kiss, ma sono come dei personaggi Marvel, con questa cosa degli occhialini che a un certo punto partivano, mi sembrava la cosa più vicina a Disneyland che potessi immaginare, entrare nel fumetto. Esatto, entrare nel fumetto, e quindi la ricordo così con un pizzico di stupore infantile. Invece a proposito di live, ci sarà una tournée Hanno ucciso l'Uomo Ragno 2012 con i rapper? Ma dunque adesso ci stiamo pensando, perché chiaramente la cosa più complicata di tutto questo è che i rappers sono perennemente in tour loro, cioè nel senso, è difficile anche intervistarli, quindi esatto, cioè loro praticamente è una sorta di tournée permanente, no? E quindi la difficoltà sarebbe quella, però mi piacerebbe riuscire magari anche solo con un evento singolo, chi lo sa, riuscire a fare un qualcosa che anche solo per una sera potesse mettere sul palco un po' tutti. Tra l'altro avrai l'occasione nel corso di questo mese di presentare la serata del compleanno dell'Hip Hop TV, e quindi ti troverai già... Esatto, comincio a chiedere, lì comincio a portarmi avanti. Tu ci sei quella sera. Esatto, sai, quei calendari con l'iPhone a capire. No, c'ho la pizzata. Vabbè, esatto. Quindi anche magari c'è nell'aria un'altra festa, diciamo, un altro evento un po' sì. E invece la scelta appunto non solo della scena hip hop, ma di artisti anche un po' underground della scena hip hop in questo disco, è casuale piuttosto che... Diciamo che si voleva rappresentare un po' tutto, no? Cioè l'idea era quella di in qualche modo fornire, chiaramente con 8 pezzi, 9 pezzi, quelli che sono, insomma, era difficile
rappresentare tutto lo scibile della ipoppistico italiano attuale, peraltro. Però l'idea era anche di puntare su delle cose diverse. Io per esempio ho una predilezione per Dargen in generale, cioè tornando al discorso di prima sull'uso della parola, cacchio, cioè Dargen D'Amico è secondo me uno degli esempi più fulgidi di come si possa partire dall'hip hop e andare verso direzioni assolutamente inesplorate dal punto di vista appunto dei testi, no? E quindi insomma raccontare un po' tutto e rappresentare un po' tutto era lo scopo. Tra l'altro Dargen, ho letto appunto sulle le varie dichiarazioni, Dargen è un grande, quello che dice lui, quindi ti diranno tutti che tu hai unito una generazione, esatto. Ed è vero, ti diranno tutti che rappresenti l'hip hop perché parli di certe cose, ed è vero. Però il fatto dell'accento, no? Esatto, sì, ma lui è un genio. Per Max sarà sempre più facile, è proprio... Esatto, no, ma poi il momento più drammatico, cioè più straordinario, durante la promozione del disco, che c'era tipo uno FNAC, lo FNAC a Corso Torino, mi arriva, cioè, Twitter alla mattina dice: porco Giuda, non sapevo che tu oggi fossi qua da FNAC. Vabbè, comunque ti lascio un paio d'occhiali. E io vabbè, grazie. Arrivo da Flaga, poi c'è la cosa, e non sapevo che Dargen D'Amico ha fatto una linea d'occhiali. Sì, Dargen sì, D'Amico. sì. E questa cosa mi ha aperto uno scenario, cioè credo che sia una delle cose più belle degli ultimi anni, e li conservo con grande, cioè li uso nelle occasioni fondamentali, perché gli occhiali Dargen D'Amico sono, anche perché sono molto ricercati i materiali. No, ma è figo, insomma. Cioè però cioè non so, è come, non lo so, cioè è come il volante in pelle Club Dogo, non so come è il merchandising che mi piace, però applicato a delle cose sbagliate, esatto. Cioè, è geniale. E lì mi sono proprio esaltato, ho detto porco giù, dobbiamo studiarci qualcosa. Comunque studia i volanti in pelle Club Dogo, perché potrebbe essere un'idea geniale. Assolutamente. Io me lo piglio, sono un tamarro, me lo piglio. Qual è la tua traccia preferita del disco? Diciamo che secondo me ce ne sono tutte mi piacciono, chiaramente, ma non è per piaggeria o perché tutti hanno voluto partecipare, ma perché ognuno veramente ha interpretato quello che ha fatto al meglio. Cioè non c'è stato il ok, facciamo il compitino da parte di nessuno. Erano si erano tutti convinti dell'importanza e della bellezza di quello che facevano, quindi però ecco, così per spezzare una lancia a favore delle rapper femminili, no? Che insomma c'è sempre il problema che il rap viene sempre visto come genere abbastanza misogino, no? Baby K insomma mi ha colpito abbastanza, perché dico era un pezzo tra virgolette sensuale, lasciati toccare. Il suo rap mi ha riportato un po', come diceva Mauro Repetto quando ha sentito per la prima volta questo disco, a quel mondo tipo le Salt and Peppa della fine degli anni '80, quel modo di rappare lì che è contemporaneamente femminile ma anche aggressivo, no? Anche abbastanza duro, e quindi insomma sensualità più insomma attributi, esatto. Bene, noi andiamo ad ascoltarci allora il secondo estratto dal tuo disco, è quello con i Two Fingers. Esatto, sei uno sfigato, che appunto fa anche un po' ridere, anche perché una canzone, pur essendo fatta 20 anni fa, è incredibile, perché già avevamo visto lungo, citato Berlusconi, infatti, cose meravigliose. Fantastico. Fa ridere, insomma. Esatto, allora questo è Sei uno sfigato. Siamo ascoltati Sei uno sfigato con i Two Fingers, che è il secondo appunto singolo estratto. Ci dicevi in fuori onda che in realtà non era previsto un secondo. Ma non era previsto, perché anche l'idea del video di fare, abbiamo detto vabbè, comunque c'è questa cosa, cioè è uscito il singolo con J-Ax, sempre noi, cioè la cosa finirà lì, insomma. Invece poi ci siamo resi conto che piaceva tanto questo qua, il singolo di Sei uno sfigato, perché di fatto loro hanno applicato un altro ritornello, è diventata un'altra canzone, perché citando Mr. Gile di Pelle degli Articolo è diventato tutto un incrocio magico, per cui dice anche per esempio il nostro presidente della casa discografica aveva sentito, dice ma questa è stranissima sta cosa, dai, perché non la facciamo cioè proprio a livello di godimento personale, no? Perché non la diamo alle radio da far sentire? E allora abbiamo detto vabbè, facciamo il video, facciamo tutto, ma perché tutto sommato è nato un po' da solo, ecco. E quindi sono contento, perché quando le cose nascono così e quindi al di fuori della pianificazione stretta
modello vecchia industria discografica, ma nascono un po' dallo spontaneismo del mondo attuale, no? Della realtà attuale, mi divertono molto di più. Tra l'altro video in cui appaiono Obama, Lady tutti, Gaga, certo. pieno di che per essere improvvisato, cioè, no, vabbè, abbiamo cercato di avere un po' di, insomma, di livello, esatto, un po' di featuring, insomma, di livello. C'è in programma di proseguire, insomma, con questa linea del prendiamo un po' così day by day, di proseguire con video? Ma io credo che in generale oggi, almeno io lo vedo, no? Nella mia situazione professionale attuale, credo che oggi l'improvvisazione sia tutto, nel senso, i vecchi schemi, no? In cui appunto, come dicevamo prima, decidi a tavolino con un anno d'anticipo che cosa verrà fatto, il disco, la cosa si va, cioè qui è più, io credo che si andrà in una direzione di maggiore flessibilità, no? Dico una stupidaggine, però già con appunto Sempre Noi il pezzo l'ho fatto in camera da letto mia con la chitarra, con l'emulatore di ampli, così nel computer portatile, mandate le tracce via email, cioè via, insomma, Dropbox, cose del genere a Ax, che da casa sua, cioè è cambiato proprio il modo di lavorare, di affrontare questo lavoro, e credo che sia un bene, perché non c'è più quel si sono chiusi tutti in studio per 3 mesi, ma che cacchio dove vai? Chi ce li ha i soldi per 3 mesi di studio nel 2012, no? Cioè, invece è bello poter fare ancora, cioè poter improvvisare un po', poter navigare a vista, perché credo che sia un po' lo spirito dei nostri tempi, no? Tutto cambia nel giro di poche settimane, quindi è bello questo tipo di approccio. A questo punto ti chiederei innanzitutto quali sono secondo te nella scena hip hop attuale le potenzialità e le criticità, a cosa bisognerebbe stare attenti? Io credo che in generale la scena hip hop sia quella che sia la realtà musicale che si è dimostrata nel corso degli anni più solida e più matura, attenta a non commettere gli errori del passato. Una volta era un classico, no? Il classicone era il gruppo, finché era underground, conosciuto solo da una ristretta cerchia di sacerdoti, veniva considerato magari forte, eccetera. Nel momento in cui usciva in superficie, ecco, sono dei venduti, sono commercializzati, e questo era un po' il limite, perché poi si scatenavano delle guerre eterne, no? Di questi che dovevano dire a quegli altri che non era così, io rappo meglio di te, però tu sei un figo, tu sei qua. E questo fermava un po', perché poi il problema era, sì, ma adesso raccontami delle cose nelle canzoni, cioè ok che devi litigare con quello là, ma raccontami un po', cioè, delle cose tue, no? Andiamo avanti a raccontare. Oggi si è capito che quel meccanismo lì deve essere un po' disinnescato, doveva essere disinnescato, e lo si è fatto. Lo si è fatto per il bene di tutti, perché comunque il rap, l'hip hop in Italia è diventato da nicchia, è diventato mainstream nel senso buono, però è arrivato, come dicevamo prima, più persone. E quelli che prima erano, non so, produttori che erano legati solo alla scena hip hop, no? Mi viene in mente, non lo so, Don, Fish, sì. Cioè persone oggi potrebbero produrre qualunque cosa, cioè potrebbero produrre veramente qualsiasi genere musicale, perché hanno una preparazione, una capacità anche tecnica. Quindi cosa succede? Che sta succedendo un po' come in America, no? Cioè che, non so, stanno nascendo i nuovi Timbaland, i nuovi, sì. Cioè chiaramente ridimensionando la cosa alla realtà musicale italiana, però credo che abbiano capito perfettamente che bisogna guardare, non bisogna staccare gli occhi dalla palla, non bisogna distrarsi, e bisogna affrontare questo mondo musicale nuovo senza perdersi in stupidaggini, ma guardando a quello che si fa. Mi viene da chiederti quali sono i tuoi ascolti quando ascolti magari hip hop, e di scegliere una traccia. Ecco, così in genere noi purtroppo chiudiamo sempre l'intervista. Quindi innanzitutto ne approfittiamo per ringraziarti. No, grazie infinite a voi dell'ospitalità. E io appunto diciamo che appunto ogni tanto sono mi riscopro nostalgico, perché mi piace riascoltare, non so, il rap old school, no? Gli Eric B, Rakim, Kool Moe Dee, quelle cose là, perché anche in quell'ingenuità della rima o della produzione, quei vecchi synth FM, quei bassi, no? In realtà scopri una carica quasi eversiva, ed è per quello che
mi piacerebbe ascoltare, ogni tanto ascolto i grandi vecchi Public Enemy, perché un pezzo per esempio come Bring the Noise rappresenta tutto, secondo me, il manifesto del rap di allora, no? Pensiamo alla frase fondamentale che secondo me è Run DMC first said a DJ could be a band, no? È da lì che nasce tutto, cioè i Run DMC per primi, dice Chuck D, hanno detto che un DJ può essere una band, cioè non più musica fatta da stramusicisti, ma un giradischi, un campionatore e voglia di raccontare qualche cosa, e quello secondo me è un gran bel manifesto programmato. E quindi ci ascoltiamo? Bring the Noise dei Public Enemy. Grazie Max. He's in the house. Yo, Chuck, these